Sto facendo un casino di cose in casa, ma veramente tante. Ho sistemato anche le carte delle bollette, le carte del lavoro, le carte di qua, le carte di là. Ho sistemato le giacche, ho fatto di tutto. Ho sistemato i trolley perché li ho puliti e li ho messi via. Li avevo ancora lì, sì, li avevo ancora lì. E in tutto ciò io non vi ho ancora mai fatto vedere in questi video un corno di cervo che aveva trovato Franz. Ed è 1, 2, 3, 4, 5, 6 anni. Ecco, questo aveva 6 anni, sono 6 punte. Questo è uno, peccato non aver trovato anche l'altro. Non l'ho neanche ancora lavato, è sporco perché l'ha trovato al lavoro. Guarda qua, guarda qua. Senti le pusse di corno di cervo. Senti le pusse. Senti le pusse del cervo, no? Non c'hanno le pusse i cervi, niente. Ma questo tra l'altro ha odore di lavoro, quindi dovrebbe avere anche puzza. Beh, io non la sento. Vediamo Pipo cosa fa. Pussi, amore, vero? Aspetta, senti qua l'attaccatura. Ha odore, eh? Mamma mia, che pusse. Pusse sì. Senti, Bubi, senti qua l'attaccatura che ha odore. Ti avevo detto che aveva la puzza lì. Questo è un cervo. Interessante. Adesso lo metto di fuori per il momento. E sì, l'avete notato anche voi, è uscito il sole. Poi l'erba è cresciuta tantissimo, ha fatto tantissima pioggia. Per cui l'erba è proprio scoppiata. Anche i fiori, è pieno di fiori. Svuoto la lavatrice. Mi lavo prima le mani però perché ho toccato quel corno sporco. Mi lavo le mani, svuoto la lavatrice e vedo cosa fare, se stendere, azzardare, stendere fuori. Non lo so se fare questo azzardo. Comunque, sì, ho le mani nere praticamente. Mamma mia, non pensavo di averle così sporche. Ok, le ho toccato in giro, bene. Questo sabato alla fine è molto produttivo, sono molto contenta di riuscire a fare tutte queste cose, perché significa che i prossimi giorni non le dovrò fare. È domenica di Pasqua, ho aperto le uova, adesso vi faccio vedere cosa ho trovato. Devo andare a stendere anche. E che ora è? Tardissimo immagino, esatto. Adesso vi faccio vedere cosa ho trovato. Beh, intanto una Hot Wheels, che vabbè io regalerò, però tra tutti ho scelto questo qua delle Hot Wheels, alla fine. Vabbè, questa, la macchinina si può usare sia senza queste ruote grosse che con, che praticamente si stacca, vabbè adesso non sto a staccarla, comunque questo è quanto. Nel calendario Vanini c'è questo, che è Terra, poi basta bagnare questo affare e si ingrandisce. E questo è l'aneto, che a me non piace, cioè potevo trovare qualcos'altro, no, l'aneto proprio, vabbè. E i semini credo siano qua dentro forse, nel sacchettino. Nel calendario di Clio invece ho trovato questo portachiavi, carino, e qua anche lo specchio, lo specchietto, se riesco con una sola mano, ma è un po' difficile. Comunque ecco, c'è anche lo specchietto, bellissimo. Questo, cioè, carino, dai. Carino, sinceramente, mi piace come regalino. Alla fine ci sta, dai. Grandi firme sono sempre una garanzia. Allora, in quello più piccolo ho trovato questa matita 24 ore. Questa qui, sì, vabbè, rossetto tenuta estrema, ed è di questo colore che vedete qua, però vediamo se vorrei farvelo anche vedere. Cioè, è bellissimo. Non l'ho ancora provata, non la voglio neanche swatchare, come si dice, però è la numero 08. Nel più grande dei grandi firme invece c'era questo Beauty di Mandarina Duck con questi colori, non sono fluo,
però così accesi, così contrastanti tra di loro, a me piace un casino e sono molto molto contenta. Mi è andata da Dio, quest'anno non ho trovato tipo un portatessere, no, ho trovato un beauty, quindi una cosa più grande, bellissima. Sono molto contenta, quindi questi sono i regalini delle uova di Pasqua di quest'anno. Cosa potevo volere di più? Sono molto soddisfatta. Nel frattempo oggi comunque c'è il sole, bellissimo, bellissimo, c'è il sole e devo dire che fuori si sta anche bene, c'è sempre tanta aria, Cioè qua c'è un tappeto di fiori. Io mi faccio sempre anche la borsa dell'acqua calda perché ho bisogno, per addormentarmi mi serve proprio, ho la necessità di averla. Lì c'ho tutta la roba da mettere via. E qua invece ci sono meno fiori. Ma dall'altra, non so, è sempre così, dall'altra c'è sempre più verde. Qui davanti invece ce n'è di meno. C'è sempre, qua c'è più muschio, invece di là c'è più erba. Vabbè, vado a stendere che ho le lenzuola che forse un po' si asciugheranno, forse. Questo è il rossetto trovato oggi. È un fucsia ma molto intenso. È molto molto simile alla maglia no, però è un bel colore, è veramente un bel colore. Devo cercare una maglia da mettermi sotto a questa, perché io in realtà ho freddo. Strano, io ho sempre freddo, io non posso star vestita così poco. Per me non è ancora il momento di vestirsi così poco, poi c'è sto vento, ho freddo al collo. No, 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 devo vestirmi assolutamente. Ho deciso di metterlo su e provarlo subito. Io non so se sia lunga tenuta, sinceramente. Vedremo. Non so se mettere tipo questa. Tipo questa qua. Beh, potrebbe anche starci. O mettere una dolce vita perché ho freddo al collo. Sì. O mettere una canottiera e mettere una maglia. No, perché comunque ho il collo scoperto. No, non posso. Adesso medito che cosa mettermi addosso perché poi vado a controllare se le lenzuola si sono un po' asciugate, credo di sì. E devo pulire gli occhiali che sono sporchissimi, non so come faccio a vederci fuori. E nient'altro. Dovrei fare anche una visita oculistica. Mi sa che la farò a breve, così giusto da controllare gli occhi e vedere se la vista è calata, credo di sì. Che non ci vedo più benissimo con questi, quindi mi sa che un po' è calata. Cioè io non posso mai farmi un po' di occhiali come avevo fatto con questi e gli altri, perché poi dopo un po' mi cala la vista e diciamo che sono soldi buttati. Non potrò mai operarmi agli occhi, questa mi sa che è una certezza. La mia vista non è tutto tranne che stabile. No, niente, sto proprio meditando su cosa mettermi. O mi metto una maglietta a maniche corte sotto, poi questa, eventualmente l'altra maglia, quella più grossa sopra. Forse faccio così. Va bene, dai, penso a cosa fare, poi vado a sentire se le lenzuola sono asciutte e poi andremo a pranzo dai miei per Pasqua, su a casa però. Non in baita, ma a casa. In baita c'è un po' un caos. È un po' un caos perché ha piovuto tanto e purtroppo lì ci sono problemi con l'acqua, ovvero che entra l'acqua. Non ve l'ho mai detto. No, vabbè, comunque ci sono dei problemi e quindi niente, forse domani. Sarebbe stato bello andare lassù, sì, però va bene anche qua a casa. L'importante è che io non debba farla mangiare, quindi va bene tutto. Tornata a casa dopo il pranzo di Pasqua. Ho ancora il rossetto mezzo mangiato via, ma insomma, c'è ancora. Ok, sono tornata giù e sono, adesso vi dico, 17:39.
e c'è un vento. Ah, sono tornata a casa a piedi, che Franz è andato via e io sono tornata giù a piedi. Sì, però c'è un vento, ma è fastidiosissimo, soprattutto il tratto qua sopra casa. C'è un vento allucinante e poi è fresco, non è per niente caldo. Vabbè, quindi mi sono fatta 2 passi dopo tanto tempo, mi sono fatta finalmente 2 passi, ma è stato faticoso anche solo fare questi metri da casa su a casa giù, cioè veramente. E niente, adesso devo andare in bagno, però sì, non ho estrema necessità. Comunque devo andare in bagno. Ho tutta la cioccolata delle uova, l'ho lasciata qua sulla cucina perché tanto i gatti non salgono. E quindi ce l'ho tutta qua. Aiuto. No, non può stare così. Sapete cosa faccio? Mangio la Kinder. Se c'è una cioccolata che mi piace è la Kinder. Basta ragazzi. Pasqua è andata. Abbiamo mangiato bene. Avete visto il menù che era scritto? Ecco. Abbiamo mangiato bene. Domani ripeteremo il pranzo, non con le stesse cose, però ripeteremo il pranzo. Non mi sembra ancora vero di essere a casa domani, ma anche perché l'anno scorso, se ben vi ricordate, i vecchi iscritti sì, l'anno scorso in questo periodo io stavo male. Ero stata a casa tipo 2 settimane per la cistite, 10 giorni in realtà. Poi ero rientrata al lavoro, poi c'erano queste feste qua della Pasqua in mezzo. Insomma, anche l'anno scorso, cioè in questo periodo l'anno scorso le feste non me le ero godute perché stavo male. Poi avevo preso l'influenza, quella influenza bestiale che io, cioè quando ero più piccola prendevo influenze del genere, ma erano tipo 20 anni che non mi ammalavo in quel modo. Ecco, e sì, l'anno scorso era un periodo un po' così. Non che quest'anno, cioè quest'anno sì, è meglio, ma sono successe delle cose che non posso paragonare questo periodo a quello dell'anno scorso, però comunque l'anno scorso non mi ero goduta le festività, queste feste qua, perché purtroppo ero a casa malata. E quindi, invece quest'anno sto bene, tra virgolette, ma insomma sto bene rispetto all'anno scorso, assolutamente sì. Ho cambiato occhiali oggi, questi qua sapete che mi piacciono tanto, però non sono abituata a tenere su questi, non sono abituata a vedermi, come vi dico sempre, con le lenti così, no le lenti, con la montatura così chiara, sono abituata a vedere scuro, però mi piace un casino sto modello qua, questa montatura mi piace tanto. Ho sempre desiderato avere gli occhiali con questa montatura, anche se le lenti sporgono fuori e non di poco. E avevo fatto fare quelle più sottili, sporgono lo stesso, sono orba. Anche da questi qua sporgono lo stesso. Per fortuna avevo scelto quelle più sottili. Vabbè, adesso c'è Pepe che annusa la porta, perché fuori c'è Bue, e quindi lui sta qua attaccato. Bue, hai fame? Ciao! Adesso gli do la pappa. Io e la mia Hot Wheels che mi sono dimenticata di portare su, che ci sono i miei cugini, quindi a loro piacciono queste cose. E mi sono dimenticata di portarli lassù. Vabbè, non scappa, è qua. E niente, dai. Hai finito tu di parlare? Tu sei sempre che parli. È un gatto parlante questo. Adesso mi riposo, domani mi riposerò. Che meraviglia. Poi si rientrerà al lavoro 3 giorni, per poi stare a casa un giorno, per poi rientrare un giorno, poi stare a casa un altro giorno, che sarà domenica, per poi andare a lavorare 4 giorni, per poi stare a casa un giorno, tornare altri 2, stare a casa un altro giorno. È che noi non possiamo fare ponti in quel lavoro, purtroppo, non possiamo chiudere. E quindi già quel giorno che sono stata in ferie è stato un miracolo, ma veramente un miracolo. E non possiamo far ferie, non possiamo chiudere, ecco. È un servizio che non può fermarsi. A parer mio, con l'organizzazione si può fermare benissimo, ma dall'alto non vogliono.
perché si può fare tutto volendo, basta organizzarsi. Purtroppo, non dico altro, purtroppo, però c'è chi non vuole recepire queste cose, non gli interessa niente, insomma. Madonna che vento! Se non ci fosse stato vento avrebbe piovuto pomeriggio, perché ci sono nuvole da pioggia. Però siamo stati fortunati, è andata bene questa Pasqua. Domani mi sa che non andrà così bene. Vabbè, sarà quel che sarà. Comunque sarà una giornata di riposo, dai. Bene, vi saluto. Ci vedremo in un prossimo video, credo. Non so, devo vedere quando finirò questo. Non so, penso finirò qua questo video, a questo punto. L'importante è che mi dia una mossa, vado in bagno, faccio quel che c'è da fare, se no, mamma mia, vi saluto.